se mi braghe de te, ea, 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 se mi braghe de te, te, oh ah, goia faccio de toa, oh ah, goia faccio de toto, ea, ea, se mi braghe de te, ea, 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 se mi braghe de te, te, oh ah, goia faccio de toa. Era tremendo ancora. Madonna, va. Neanche. Oddio, sta giornata qua che ho avuto che bene. Non ho fatto mai a Vesere ancora. Ti ho godito, una giornata così, che ho avuto che bene. Che saluto che te faccia? Non è facile, Te mi fai Vesere, tieni la tua sarana. Perché ti acciappi con me, scusa un attimo? Te che dicevi a Toda che stassi a casa, fino di mano che sparagnavimo, no? Vabbè. Quanto che hai detto, Toda? Quanto che hai detto? È il 2% che darai, amico, saluto che dai. Siamo in onda! Come stai? Come stai a casa? Stai bene? Che si sia visto? No, non se ne è accorto nessuno. Ecco, stiamo bene sempre qui a Tosi, sempre qui. Sempre braghe di te. Come faccio di te? La solita vostra, insomma. Come va Vanessa? Tutto Come va? bene, tutto Ho sentito che il mio socio ha pensato di darti un aumento di stipendio. Ah sì? Sì. Chi? Ho sentito che ti vuoi dare una gratifica. Una gratifica? No. La volevo dare il 2% in alto per Vanessa? Sì. Ascoltami cara, adesso però volevo sapere, come sia questa storia qua che non chiama più nessuno? Come c'è? Siamo contenti che ti Come abbia non c'è risolto più sto nessuno? fatto qua, L'ho risolto, che ormai... Ma che ieri che c'è 3 volte? Ma non era più nessuno? Come nessuno? Spillava il telefono a vuoto? No, cercava di domandare anche il numero di telefono. Chi? Sta qua. Perché volevo catare? Abbiamo cambiato telefono. Ah, non si mi è Sì, il nostro questo? cellulare. C'è il vibratore? Cellulare. Cellulare? Dove c'è il cellulare? Non so. Risponde. Tira su qualsiasi roba e funziona. Pronto? Che c'è il cellulare se di gomma. Siamo da vecchio. Pronto? Pronto cosa? Ecco, Vito che... Ma potremmo andare avanti così? Pronto? Vanessa. Sarà un can che te chiama. Pronto. Che il can... Metti giù, vieni a lavorare per piacere. Ma come sai che potremmo andare avanti così? Io non so, mi Strano. Vanessa, che hai tu qualche Sì. amica, non so, una sorella, una cugina, qualcuno che abbia piacere, che voglio cercare personale? E mi? Bisogna dare il turnover, bisogna dare il cambio, e poi Bisogna stare qua. adattarsi. Ormai bisogna che te elevi, bisogna che te vai su posti ben più importanti, non ti puoi stare su una botteghetta qua di campagna come questa. vuoi più capisci? Vedi, Vieni fare qua, il tuo vieni qua, mestiere. Vanessa, sentate Fammi qua. il petego esso. Tirami sull'audience, avanti. Allora. Vanessa, avanti. Di chi parliamo Ecco oggi? qua. Parliamo di Mel. Mel. Sì, ma stiamo fermi. Io sto Allora, Io sto Mel, Mel. a Mel Beun, provincia di Beun. No, di Mel Gibson. Oh. Chi? Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. Sì. Ha un sorse morto dentro un bel pacchetto regalo a Giulia Roberts Il sorso è morto? nel set dell'ultimo film. Sì, un Cioè, sorso un morto. sorso, Guarda, Questo qua che fai scherzi, vuoi dire questo qua che fai scherzi e ti che saputo che durante la lavorazione del Sì. film sto cretino Io ero amica del sorso, per quello. e si diverte a fare questi sughi. A E sto Giulia qua- Roberts. E sto qua secondo te, scusami, beh. è una roba che noi altri potremmo dire in televisione, no? Cioè che una roba seria come questa, Beh, no, se è noi un altri potremmo dire. pettegolezzo, bisogna che la gente ascoltami. sappia adesso. Molto spiritoso. Ecco, molto E qua te hai capito, e qua te hai capito È dove una roba a siamo io. cartoni Non animati, viene dai. mai apprezzare il mio lavoro. Vedi se poi là netare a te presso i mia, pettini, te presso a te. anche perché devo dare spazio, quello che sei l'ospite clou della settimana, quello che ne ha Guarda, accompagnato mi tocca far mie poesie. da martedì scorso Guarda. e che sta avendo un successo Vanessa. senza precedenti. Sì. Stiamo di parlare naturalmente del Mario Barba da Venezia. Ecco qua. Buonasera, Mario eccolo qua. Barba da Venezia. Benvenuto, Ciao Mario bentornato. Barba. Ti sei messo calmo e tranquillo. Adesso ti vedo bene. No, perché con sta cravatta mi presa. Adesso vedo che ti vedo più posato, più tranquillo. Te hai visto che sei. Per favore, non spingete. Ma Cioè, che che c'è gente fuori che voce parte i numeri, no? quasi come essere a casa.
Capisco Mario? È come essere casa in famiglia, sentai davanti al canale. Se vuoi che ti una spuntadina, no, anzi, basta che te parli. Ma visto il risultato dell'altra volta, non vedo problemi. Sì, va bene, io te ne domando. Perché non sei neanche Per d'accordo. mandare a square. Hai capito che io domandai Sky non sei neanche d'accordo di aver tagliato i capelli. Ascolta Mario, tanti mi hanno scritto dirmi, ma perché non dici mai so che giornale che Mario fa e previsione dell'otto Non fa si e sua può. rubrica? Perché no, a te diciamo non puoi Non si dirlo. può dire. Puoi non si fare Puoi dire che sul pubblicità. Gazzetting sei Mario Barba. tutti quanti mercoledì sul Gazzetto. Ecco, però non vogliamo fare pubblicità, ma vogliamo dire che te fai un lotto un pochettino particolare, cioè le provisioni legate alla tradizione oppure a fatti che avvengono tutti quanti i giorni. A chi? A fatti. Cosa mi dite di sta fortuna? Cosa sia la fortuna? La fortuna è una cosa da seguire, è una bella donna. A fortuna è una bella Come le donna. belle donne che va a seguire, La nostra Vanessa, come fortuna, cosa dici? fa parte dei 3 migliori delle belle donne. Se Grazie. Quindi secondo te grazie. doveria portare fortuna, Vanessa? Vanessa Vuoi mandarmi via? Sta bene. Sicuramente. Sicuramente può portare. Vabbè, secondo me qua, Nara, quindi quando che ti si vicini a una bella donna, o comunque una donna, perché il ABS è sempre una roba un po' soggettiva, ecco, ti dici che può aiutare, quindi puoi portare più fortuna ancora. Questo tu vuoi dire? Sicuramente. Ecco. Vabbè, ma parliamo di te che preparai invece e l'otto, i numeri e previsioni legate a quelli che sei i proverbi. I proverbi, dei modi di esatto. dire. E non a caso, visto che parliamo di donne e dei besi, Oggi te che preparare era proprio un proverbio che Fatalità. parla proprio sulla bella donna, che E come sicuramente sia fortuna anche nostra, no? Avegene. Come c'è questo proverbio? Allora, il proverbio dice questo. Che disgrazia che hai e a fortuna che hai piede piera, ma aiuta sempre chi che spera. E ora, ripetiamo. E disgrazia che hai e a fortuna che hai piede piera, ma aiuta sempre chi che spera. Morale? E morale di questo sarebbe che un pochetto, ma per tutti che sei, insomma. Un po' che fortuna. Poca fortuna. E la speranza comunque è importante, bisogna sempre sperare. Esatto. Bisogna sempre sperare che perché chi vive sperando muore cantando. Ma non è il nostro caso, è un altro proverbio. Ora, per il proverbio di oggi abbiniamo che numeri? Mi vogliava tirare fuori una quaderna stavolta. Ah, una quaderna, perfetto. un bel quaderno. Come giochiamo? Che giocheremo sempre con ambo eterno. Ambo, terno, e quaderna, bravo, sempre per Venezia e per tutte, perché niente Napoli stasera. Mi piace Venezia. Venezia è tutto. No, abbiamo detto Venezia, poi anche il frego a 8, sai che sei legato a Venezia. Venezia, sicuramente. Allora, i numeri quali sei? Legai a che parole? Mi diria che giochiamo 66 che sei disgrazia. E disgrazie. 50 che sei a fortuna. A fortuna. 26 che sei i soldi. I sordi. I skei. I sordi. No, i soldi. I soldi. Vedo che basta cambiare una lettera e subito indietro. I sordi. Ecco. E poi mettiamo il 57 che è a speranza. A speranza di vincere. Allora 66, 50, 26 e 57 è a speranza. Una bella quaderna del nostro Mario Barba. Ascolta Mario, tu sai che il nostro è un programma di notizie. Certo. E quindi non podemo dare ai nostri ascoltatori che se la che aspetta famelici e notizie del giorno. Che se queste? Tu mi hai sentito parlare del canone Rai? Io paghi il canone Rai. No, ma senti sta notizia che a te riguarda anche un poco, dopo diremo perché. Il canone Rai si paga in tabaccheria. Ormai dal tabaccaro si paga di tutto. È il bollo a macchina, tasse, boini, lotto, lotterie, gratta e vinci, gratta e basta. Adesso il tabaccaro ormai potrebbe cambiare che nome, potrebbe cambiarlo sportello polivalente, perché si fa di tutto. Polivalente con quante L? Con una L. No, perché sennò seria sta pollico L che vorrei poi poassi come no, mi vende anche qui. Sosto tabaccheria adesso si potrà pagare anche il canone della Rai TV, sapete? Il canone della Rai TV si pagherà dal tabaccaro? Dal tabaccaro, sì. Il canone della Rai TV anche quello. Sarei come dire che quei programmi che mi tocca vedere, pagare il canone della televisione e della Rai soprattutto, è come fumare. Praticamente un vizio. Cosa dite Mario? Non lo so. Che non te fumiti. Non gasto vizio. Andiamo con un'altra notizia molto importante. Una notizia un poco succulenta. Raspican
capito? Raspican. Cosa vuol dire raspican? Uno che raspa. No, una roba tecnica. Raspican ti mette a nudo. Grazie al nuovo dispositivo in dotazione alle guardie di frontiera, negli aeroporti è praticamente impossibile sfuggire ai controlli e in più si evita di farsi despoiare nudi e nadi i sospetti controllando che tutti i busi. La nuova invenzione si chiama infatti Raspican e deriva il nome da Ra, che vuol dire rapida, Pis, che sta per pissare, e Can, che sta per can da guardia. In pratica sta quasi una specie di schermografia, vero? Che permette di individuare corpi estranei all'interno del corpo oppure anche sotto i cavei, sotto la cute. Se prevede che chi si è abituato per esempio a portare il piercing, vero? Non potrà più andare all'estero, perché come chi passa la frontiera in aeroporto la macchinetta tagga a suonare. E io becca subito, capito? Quindi basta piercing per andare all'estero. Ascolta, ma arriva il momento della nostra rubrica più importante e sappiamo che anche a te si diventa tra i nostri studenti, Mario. Te sei uno dei più bravi, perché te hai raggiunto un livello molto elevato. Siamo di parlare naturalmente del corso del Veneto, par Veneti e par Foresti. Domani torni. Eccolo qua il nostro corso del Veneto per Veneti e per Foresti, che questa settimana si è dedicato al corpo umano, anzi in particolare all'anatomia. Tua. Infatti esatto. Non tutti quanti ha visto qua, praticamente sto quasi siamo partiti da caponara, siamo partiti dal filo a schiena, tanti le maniglie, i cuate. Sto corpo, tanti che ha scritto di chi sia sto corpo umano, se sta preso un corpo di qualcuno di voi altri o se è un corpo a caso, un modeo. E se è un modeo. Che somiglia tanto però. Ma non lo diciamo, alla fine diremo a chi che somiglia, a chi che sarà. Allora, oggi abbiamo è il numero 9, è accossata. Cosa è accossata? Anzi, numero 8, scusa. Numero 8. Accossata. In italiano sarebbe accossia. È accossata maschile, non gli interessa a nessuno. Cioè, solo che è una spaurita minoranza praticamente. Che sparuta minoranza. Invece accostata femminile, ecco che potremo vedere qua, non so se si può inquadrare, questa è accossata femminile, ecco, se deriva careca. Vanessa, se te vuoi farla vedere. Accostata che questa si può far vedere, ecco, questa che interessa invece a molti uomini. Ecco, negli ultimi anni i calendari di attrici si fodrà de cossate e de tete e se per quello che vendite va alle stelle, chissà per cosa, non so perché. Poi andiamo con il numero 9 che corrisponde alla pupola. Sai cos'è la pupola? La pupola. No. La pupola, i raffinati, qui che parla in cicoro. Che sei a pupola di San Piero? No, questa è a cupola. Questa frase è a pupola. Esatto, i raffinati, qui che parla in cicera, li chiama polpaccio, con la bocca a culo di gallina, polpaccio. I postini italiani, i possessori de pupoe più masticati in assoluto da cani da guardia. Infatti l'odio che spinge sti quadrupedi a attaccarsi sue parti guarda, i voi sbranati. E perché sbranano il postini? Perché il postino è la torre, è il portante delle bolette che era quanto salate, nonché il paron dei cani è molto contento quando vede i suoi cani asanarsi sulle pupole del postino. Il compito per casa di oggi riguarda naturalmente il corpo umano e la parola da indovinare è Stefani. Cosa sei Stefani? È troppo facile. Non mi voglio neanche dirlo, ma voglio regalare le magliette, voglio regalare le cassette, vai. Comunque rispondete a Tele Nord-Est, via Montesanto 5A 35030 Selvazzano dentro. Naturalmente chi risponde esattamente vi sarà le nostre magliette. Maglietta, cassetta, sganassata per tutti. Fa vedere la sganassata. Eccola qua. Questa qui è nuova? La sganassata nuova che contiene vari articoli, tra cui anche qualcosa che riguarda tanti e bei. Ecco.
No. Sì. Mi non sai cattiveria, ma ogni volta non sei possibile. Accompagnami perché so come che ho da fare. Dai. No, state attaccare. So come che ho da fare perché sentate pian pianetto. Ecco. Che quando che qua mi viene in mente. Non so perché come mi viene in mente, perché idee meglio. Idee meglio te viene proprio qua. Ma per favore, non spingete. E infatti da quando che avevamo lanciato l'idea l'altro giorno qui dei messaggi, se vuoi mandarmi un messaggio per qualcuno, mandiamo pure qua in televisione che noi anche ritrasmettiamo, ha cominciato a scrivere gente. Ma sì, sicuro. Dalla prossima settimana cominciamo all'eseri. Ora lo so che sei il moroso che era su questo moroso a dire che è una roba dolce e mi manda quel messaggio e noi avanti lo trasmettiamo. Così lo sa tutti, capisci? Come miti a televisione. Anche se te vuoi fare gli auguri a qualcuno, se te vuoi rivelare un segreto, qualsiasi roba. Una cassetta postale. Si chiama SMS. Gli annunci. Sempre massa semo sì, altro che. E notizie. Senti questa, smaltimento de scoasse. E qua che va giusta. Tu visto che si sa di arrivare? E tu visto? Che tu visto che si sa di arrivare? Ti non te ora a parlare che. Vanessa, che messaggio si arriva? Sì, arriva il messaggio. Arriva un messaggio. Che messaggio si arriva? Buonanotte. Smaltimento dei scoasse. Non sono abilitata al telefono vecchio ancora. Sì. Che cada essere dei problemi di comunicazione qua, perché la gente non ha ancora capito come che si fa smaltimento dei rifiuti. Ma è semplicissimo. Ogni giorno che ne sia una nuova, diossina nella carne, atrazina nell'acqua, minerale, cianuro nei fiumi, piombo nell'aria. Ma cosa? Ma dove? Se tutto quanto sotto controllo, i politici dicono. Apposta? Sì, è giusto così. Va bene così. I politici dicono che si tratta di smaltimento differenziato dei rifiuti. Cioè, invece di mettere porcherie tutte quante insieme e viene seminare un pochettino pare qua, un pochettino dall'altra parte, così nessuno si ne accorge. Non nessuno. Pensa le ore. Invece vedremo tutti quanti. Sveglia! Fare attenzione. Ancora, io non ne posso più, questa qua non è un negozio normale. Ma a parte adesso diventa un centro, non suona più. Bene, non suona più. Il sistema solare è in crescita. In crescita? Non lo so, adesso devo controllare. No, il sistema solare. Il sistema solare ormai è come la tangenziale de Mestre, sempre più intasato. Due gruppi di scienziati americani, che può essere solo che americani, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, hanno annunciato di aver scoperto un nuovo pianeta e ben 4 satelliti. Era 2 pianeti qua che gira. E il nuovo pianeta le sta chiamando con un nome normale. Sì, di fantasia, come vai a chiamare? EB173. Ma per gli amici io chiamo in una maniera molto più semplice. Si chiama? Si chiama Plutino. Plutino perché si attacca a Plutone. Plutino. Certo, ciò che tutti quanti i problemi che avevamo, se è giusto ogni tanto fermarsi, a riflettere, a guardarsi davanti a specchio e farsi anche delle domande importanti. Che c'è un altro mondo dopo la morte? Che sarà vita su Plutino? E se anche se è una vita di cacca come questa? Cosa dici? Per favore, non spingete. Non spingete cosa. Purtroppo le nostre notizie in conclusione vi invitiamo naturalmente a scrivermi, a giocare il fregolotto di Mario Barba, che sapete che questa settimana il fregolotto si è fatto da Mario Barba con i numeri dei problemi, giocare perché oggi bisogna guardarla molto importante e noi altri vi auguriamo naturalmente col fregolotto ma anche con le nostre così notizie tanta fortuna, tanta fortuna cara. Ma soprattutto tanta salute. Come che dice Vanessa? Non spingete. Salute è importante perché come diciamo noi a Fregue a salute è il cul che caga, noi è oro che li paga. Ciao a tutti. Ciao. Dovremmo un carettino pieno di posto. Infatti le saremo dopo.